Buongiorno, ben trovati da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Un comando armato assalta una villetta abitata da una coppia nelle campagne di Santa Maria di Licodia nel Catanese. Sequestrata la donna e condotta nella loro casa in paese che è stata svaligiata. Tra gli abitanti regnano adesso paura e insicurezza. Siracusa, al carcere Cava Donna, un detenuto si è scagliato contro un agente di polizia penitenziaria che poco dopo ha anche bloccato l'ingresso di 6 cellulari. Milazzo è un vicino di casa fermato per l'omicidio di Salvatore Italiano, il cui cadavere è stato trovato in 2 sacchi neri. Investigatori al lavoro per ricostruire i fatti. Mentre a Palermo si scende in piazza per chiedere maggiore sicurezza in città, è tutto pronto per il festino di Santa Rosalia. Il clou questa sera ai 4 canti con la sfilata del carro. Dopo la condanna in appello, anche la Chiesa dice no a Giuseppe Rugolo. L'ex sacerdote di Enna è stato ufficialmente dimesso dallo Stato clericale dopo il processo canonico. Arte e movimento conquistano il pubblico alle pendici dell'Etna. Zafferana e Via Grande, successo per Teatri Riflessi, punto di riferimento per la sperimentazione. Calcio, prime ore di ritiro per il Palermo in Val d'Aosta, mentre sul mercato è in arrivo Palumbo. In Serie C, il Catania verso Norcia per la preparazione precampionato. Rossazzurri in pressing sul mercato per 2 attaccanti. Sequestrati e rapinati, accaduto a Santa Maria di Licodia, una notte da incubo per una coppia ad agire nella villa di campagna. Un comando di 5 uomini malviventi si sono diretti poi nella casa in paese della coppia, dove si sono fatti aprire la cassaforte dalla donna. Intanto indagano i carabinieri, mentre in paese la gente è davvero sconvolta. È andato per noi Orazio Longo. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la vicenda. Di certo si sa che la coppia licodiese, lui 50 anni, lei 45, è stata sequestrata nell'abitazione di campagna da una banda di 5 uomini incappucciati. Alcuni di questi hanno tenuto sotto tiro il marito, mentre gli altri con la moglie si sono diretti nell'appartamento in paese, costringendola ad aprire la cassaforte per portare via soldi e gioielli. Un'azione violenta e spietata col cinquantenne che avrebbe riportato anche alcune ferite. È qui che i malviventi sono entrati in azione nei confronti della famiglia di Santa Maria di Licodia, che tiene una villetta proprio lungo questa strada. Una città sconvolta, Santa Maria di Licodia, piccolo centro ai piedi dell'Etna. È una città preoccupata, non si pensava in una piccola comunità che ci fosse situazioni del genere. Ancora è da capire quello che è successo, però se è vero quello che si vocifera è inquietante. Ovviamente è un momento di sconforto per la cittadina. Noi siamo da sempre un paese tranquillo e quindi questi episodi ci lasciano un po' sconcertati. La solidarietà delle istituzioni con il sindaco che annuncia che la vicenda sarà trattata anche in consiglio comunale. Perché è giusto che tutte le istituzioni, dal sindaco ai consiglieri al presidente, è giusto che portiamo avanti questa cosa. Io già mi sono sentito con il luogotenente e confido nel lavoro delle forze dell'ordine, soprattutto nei carabinieri delle Licodia, che riescono a dare alla giustizia chi ha fatto questo gesto vile. Ancora aggressioni in carcere. È accaduto l'ultimo episodio nel carcere di Cava Donna a Siracusa. Un detenuto si è scagliato contro un agente di polizia penitenziaria, lo stesso agente che subito dopo ha bloccato l'ingresso in carcere di 6 cellulari. Francesco Aloi. Chiediamo che il governo incominci a pensare alla riapertura di una sezione o di un istituto del carcere di Piano Sassi, solamente ed esclusivamente per questi detenuti che sono aggressive. È la proposta provocazione che lancia chi conosce bene cosa accade in carcere. Istituti diversi ma stessi problemi. Sovraffollamento, pochi poliziotti penitenziari e aggressioni. Tra gli ultimi casi a Cavadonna, Siracusa, un detenuto si è scagliato contro un agente. Il fatto che il collega aveva chiamato il detenuto per farlo uscire dalla cella per una visita medica, per della terapia. Lui si è rifiutato, poi lo ha richiamato per andare a telefonare. Quando è uscito dalla cella per andare a telefonare ha aggredito il collega, ha tentato di contenerlo ed è stato ha subito un danno al braccio, diciamo così.
Ed è stato lo stesso poliziotto poco dopo a bloccare l'ingresso di 6 cellulari. Un uomo era riuscito a superare la prima recinzione, quella più esterna, per poi lanciare tutto all'interno. Ha buttato due pacchi in cui poi si è riscontrato esserci 3 telefonine per ogni pacco, quindi 6 telefonine. Ha dato subito l'allarme, quindi i telefonine sono state subito bloccati e presi in custodia dal personale. E quello dei cellulari in carcere è un altro grosso problema. Anche per questo servono più poliziotti. A Siracusa, che su 250 unità previste ce ne sono circa 190, ne mancano 60. Abbiamo detenuti, dovremmo avere circa 400 detenuti e invece ne abbiamo fra i 700 e i 750. E c'è un fermo per l'omicidio di Salvatore Italiano avvenuto giovedì scorso a Milazzo. Si tratta di un vicino di casa dell'uomo. Polizia e procura stanno lavorando per ricostruire il movente dove soprattutto sia avvenuto il fatto. Francesco Triolo. È un commerciante incensurato di 60 anni, Giuseppe Cordici, di Milazzo, l'uomo fermato dalla squadra mobile di Messina e accusato dell'omicidio di Salvatore Italiano, l'84enne trovato morto giovedì scorso in via Capuana. Il 60enne, per il quale sabato sera è scattato il provvedimento di fermo e il trasferimento nel carcere di Gazzi, è in attesa adesso della convalida da parte del GIP. A difendere l'uomo è l'avvocato Nino Aloisio. Si tratterebbe, come inizialmente sospettato dagli agenti del commissariato di Milazzo e dalla procura di Barcellona che coordina le indagini, di un vicino di casa di Italiano. Ad incastrarlo sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel percorso tra Fiumarella, dove la vittima abitava, e via Capuana, la zona dove è stato trovato il suo corpo, coperto da sacchi neri di plastica. Le indagini devono chiarire ancora il movente, ma prende sempre più corpo l'ipotesi dei contrasti tra i due legati a questioni personali, probabilmente ad un terreno limitrofo alle loro abitazioni, e si deve capire anche dove sia avvenuto l'omicidio. Le telecamere di videosorveglianza infatti avrebbero ripreso il presunto responsabile assieme alla vittima in una stessa vettura, pare la Fiat Panda di proprietà di Salvatore Italiano. Non è escluso quindi che omicidio e vittima si siano visti in un'altra zona per una discussione che all'improvviso è degenerata. Il Tribunale di Trapani, accogliendo la richiesta avanzata dai legali del politico, ha disposto la scarcerazione dell'ex senatore alcamese del PD Nino Papania. Andrà ai domiciliari. Papania, lo ricordiamo, era stato arrestato per associazione a delinquere di stampo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso. Per queste accuse è in corso un processo proprio nello stesso Tribunale di Trapani. Cresce l'allarme sicurezza a Palermo, mentre i cittadini scendono in piazza Sferracavallo per chiedere maggiore decoro e controlli. L'attenzione al momento si sposta a 2 giorni del 401esimo festino di Santa Rosalia. Manlio Viola. Si terrà fra giovedì e venerdì il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto di Palermo Massimo Mariani e allargato alle categorie produttive, per affrontare il tema della sicurezza a Palermo dopo l'escalation di reati violenti che riguardano tanto i turisti quanto i palermitani. Una situazione che ha portato il sindaco Lagalla a scrivere al prefetto chiedendogli di farsi portavoce ufficiale col governo nazionale della richiesta di maggiore controllo del territorio dal centro storico alle periferie. Ieri è toccato alla borgata di Sferracavallo scendere in piazza per chiedere maggiore decoro e maggiore sicurezza. I cittadini hanno inscenato un corteo dalla stazione ferroviaria fino alla piazza dei Santi Cosma e Damiano. Anche Assoimpresa si unisce alla richiesta di sicurezza e lancia un appello. Facciamo un appello anche noi di Assoimpresa affinché gli organismi che hanno il compito di prendere dei provvedimenti urgenti, che li prendono al più presto. Ma in attesa del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica cresce l'attenzione in città anche per effetto della 2 giorni dedicata a Santa Rosalia. Fra oggi e domani in città sono attesi non solo i palermitani che scendono a festeggiare la loro patrona, ma anche migliaia di turisti venuti ad assistere ad una festa secolare. Bisogna garantire la sicurezza di tutti sul fronte della prevenzione dei reati, ma anche della viabilità e dei rischi che derivano dalle concentrazioni di grandi folle. Adesso veniamo proprio a Santa Rosalia, al festino, come abbiamo sentito il clou questa sera, ai 4 canti con la sfilata del carro e dopo la mezzanotte i giochi d'artificio. Marco Gullà.
400+1, tutto pronto per il festino di Santa Rosalia a Palermo. L'attesa è tanta, la sfilata del carro della Santuzza attirerà tantissimi cittadini, visitatori e turisti e come ogni anno dovrebbero essere superate le 300.000 presenze. Un varco tra passato e presente, tra rito e racconto. Così si presenta il festino di Santa Rosalia, patrona di Palermo, che quest'anno non vuole disattendere le aspettative e trasformare il capoluogo in un grande palcoscenico a cielo aperto per raccontare e celebrare la città in un viaggio di rinascita in 5 tappe che mette in evidenza anche il valore della donna in sé. Credo che questo ancora oggi è un appello, intanto perché tutte le donne di Palermo e di tutto il mondo possano essere libere e quindi essere liberate da quella schiavitù che ancora oggi purtroppo c'è e tante vittime sono il frutto di una mentalità distorta sul rispetto dell'altro, dell'altra, in questo caso della donna. Già tantissimi turisti presenti nel capoluogo per ammirare dal vivo le fasi principali della festa. Il clou della serata sarà ai 4 canti, poi il grido collettivo Viva Palermo e Santa Rosalia urlato dal carro dal sindaco Roberto Lagalla. Infine i giochi d'artificio al Foro Italico. Domani la messa in cattedrale e poi nel pomeriggio la consueta processione. La scorsa settimana i carabinieri di Agrigento hanno fermato 13 persone. Si tratta della terza tappa dell'operazione che a partire da dicembre ha sgominato le famiglie mafiose di Villa Seta e Porto Empedocle. I clan negli ultimi 2 anni, per avere il monopolio dei traffici di droga, hanno seminato il panico con attentati, intimidazioni e pestaggi. Giuseppe Rugolo, ex sacerdote di Enna, è stato ufficialmente dimesso dallo Stato clericale. A deciderlo è stato il processo canonico che ha riconosciuto nuove responsabilità e mentre la Chiesa prende le distanze, la diocesi di Piazza Armerina finisce sotto accusa. Ma sentiamo Gerry Italia. Giuseppe Rugolo, ormai ex sacerdote ennese, è stato ufficialmente dimesso dallo Stato clericale. Anche la Chiesa ha detto il suo basta dopo la sentenza del processo canonico che ha riconosciuto la sua colpevolezza per 2 ulteriori episodi di abuso su minori, oltre all'abuso già condannato dalla giustizia ordinaria su Antonio Messina. Una decisione pesante che arriva dopo la condanna a 3 anni di carcere in appello per violenza sessuale su minori, condanna attenuata dalla giustizia ordinaria per la presunta tenuità del fatto su 2 delle vittime, ma per la Commissione Speciale del Vaticano quella tenuità non esiste. Il collegio ecclesiastico ha infatti ampliato il quadro degli abusi, includendo altri 2 casi risalenti a quando Rugolo era già stato ordinato. Ora la sentenza attende solo la ratifica definitiva dal Dicastero per la dottrina della fede. Curioso e significativo un dettaglio: nella commissione che ha giudicato Rugolo non figurava alcun membro siciliano, una scelta non casuale. Infatti il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana e il vicario giudiziale Vincenzo Murgano, attuale parroco del Duomo di Enna, sono imputati in un processo parallelo per falsa testimonianza proprio in relazione al caso Rugolo. Compariranno in aula il prossimo 29 ottobre. Credo che la diocesi di Piazza Armerina, ha commentato l'avvocato rotale Alessandro Camedda, sia stata volutamente esclusa. Se il Vaticano avesse voluto coinvolgerla avrebbe nominato il tribunale diocesano e invece il processo si è svolto con membri non siciliani in un albergo. Il caso Rugolo intanto è tutt'altro che chiuso, le ferite per le vittime restano aperte, mentre anche la Chiesa stavolta prova a voltare pagina. Andiamo a Catania. I carabinieri di San Giovanni La Punta con la polizia del commissariato di Librino hanno eseguito un'ordinanza cautelare di obbligo di presentazione nei confronti di 4 persone per una serie di furti di cavi in rame della Telecom e dell'Enel nel periodo tra marzo e maggio 2024 nella provincia etnea. Le indagini sono scaturite da una denuncia di un responsabile team riguardo al furto di 90 metri di un cavo di rete. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che vedete, sono stati individuati i presunti autori vestiti da operai con pettorine e caschi gialli che hanno reciso e rubato il cavo telefonico. La Guardia Costiera di Catania nel mercato rionale di Accicatena ha sequestrato 130 kg di prodotti ittici freschi e decongelati in stato di cattiva conservazione. Durante controlli su strada, gli ispettori della Guardia Costiera hanno fermato 2 furgoni che trasportavano 7 esemplari di tonno rosso del peso di 1000 kg. Gli esemplari erano privi della documentazione. Il pescato sequestrato è stato portato al mercato agroalimentare per essere devoluto in beneficenza. Adesso ci fermiamo, una pausa, torniamo tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24, una convenzione tra il Consorzio di tutela dell'arancia rossa IGP e l'Università di Catania. Obiettivo: migliorare la produzione per affrontare le sfide di oggi. Ma sentiamo Lorena Dolci. A qualcuno piace rossa. Tarocco Sanguinello, l'arancia rossa di Sicilia, prodotto IGP a denominazione protetta, conta oggi circa 500 aziende in 32 comuni fra Catania, Siracusa ed Enna, migliaia di ettari di terreno tutelato e aziende che producono frutto, succo o derivati. Un prodotto di eccellenza che se la deve vedere con i concorrenti dal Sudafrica o dal Marocco da una parte e con i virus come la tristezza dall'altra. Ma gli agrumicoltori scommettono e puntano all'innovazione e al dialogo con la scienza. Oggi firmata una convenzione tra il Consorzio di tutela IGP e l'Università di Catania che mette a disposizione ricerche genetiche strumentali per far fronte, tra l'altro, ai cambiamenti climatici. Si può migliorare intanto attraverso l'individuazione di nuovi cloni che possano esprimere in ambienti diversi, quelli che oggi sono caratterizzati anche da un cambiamento climatico importante, le migliori performance in termini di colorazione, in termini di grado zuccherino, in termini di dimensione del frutto. Non solo la siccità. Dopo il Covid e i conflitti, il comparto, che fattura oltre 40 milioni di euro l'anno, si trova adesso davanti a un nuovo ostacolo, i dazi al 30%. Non possiamo cambiare un mercato dall'oggi al domani, anche perché il consumatore americano è un consumatore che propende a spendere, però un 30% è troppo. Speriamo che l'Europa, perché solo lei può fare questa trattativa, riesca a fare una trattativa seria, forte, e non mi vorrei accontentare poi del 20%. La durata del progetto sarà di un anno, al termine del quale sarà presentato un primo report. A Via Grande sino a domenica, ma anche a Zafferana, il Festival Internazionale di Danza e Teatro Contemporaneo vedrà la partecipazione di oltre un centinaio di artisti. Il servizio. Arte e movimento conquistano il pubblico e lo trascinano in un caleidoscopio di emozioni. Alle pendici dell'Etna, Zafferana e Via Grande si confermano con teatri riflessi punto di riferimento per la sperimentazione artistica, l'incontro tra pubblici diversi e il dialogo tra artisti e professionisti provenienti da tutto il mondo. Il tema scelto quest'anno è contatto, parola chiave che richiama relazione, ascolto e cura. Un'edizione dai grandi numeri, organizzato a Intercultura, il Festival Internazionale di Danza e Teatro Contemporanei proseguirà sino a domenica, in scena ad alternarsi 28 compagnie italiane internazionali con 10 spettacoli in prima nazionale e una prima assoluta, 28 opere di video e film di danza, 12 talk, 9 workshop, 5 laboratori e poi linee continue, il progetto per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità. Da giovedì e sino a sabato il concorso internazionale di corti performativi porterà in Sicilia 13 compagnie provenienti da 10 paesi, selezionate tra oltre 380 candidature. Chiuderà il festival la tavola rotonda Isole, dedicata alla coreografia emergente in Sicilia e Sardegna, a cui seguirà un reading poetico. A Porto Empedocle da ieri sera non si hanno notizie di un ragazzo di 15 anni, Jonathan Insalaco, il giovane scomparso nel nulla, non risponde al cellulare. A dare l'allarme sono stati i familiari, in corso le ricerche da parte di carabinieri e polizia. Al momento della sparizione Jonathan indossava una maglietta bianca e dei pantaloncini chiari. Ci fermiamo ancora per un'altra pausa, poi sarà il tempo di occuparci di calciomercato delle siciliane a tra poco. Siamo al calcio, prime ore di ritiro per il Palermo in Valle d'Aosta. In conferenza stampa Brunori, entusiasta, dice Inzaghi ci darà molto, e per quanto riguarda il mercato in arrivo Palumbo. Marco Gullà. Baci, abbracci e sorrisi. Il Palermo ha riacceso i motori in ritiro a Châtillon in Valle d'Aosta. Ieri l'arrivo, oggi la doppia seduta con il neoallenatore Pippo Inzaghi che sta già forgiando i suoi dettami tattici al gruppo. Il tecnico è stato tra i più acclamati dai supporter quando la squadra è arrivata nel quartiere generale di San Vincent, il Biglia, lussuoso hotel a 5 stelle che ospiterà i rosanero fino alla fine della preparazione. Questa mattina la conferenza stampa di Matteo Brunori che elogia già l'operato del tecnico. Era da anni che non mi sentivo così.
Inzaghi ci trasmette grinta. Sicuramente le prime impressioni sono super positive, è arrivato il mister che ha portato tanto entusiasmo e ci trasmette sin dalle prime parole che ci siamo detti. C'è tanta voglia di fare, c'è tanta voglia di dimostrare, quindi questo è lo spirito che serve per affrontare un campionato importante. Mercato, Antonio Palumbo si appresta a diventare un nuovo giocatore del Palermo. Il DS Osti, durante lo scambio con un tifoso in ritiro, ha confermato che la trattativa è in fase conclusiva. Al Modena andrà Di Mariano, ormai fuori dal progetto del club. In arrivo c'è anche Giasi. E adesso alla Serie C, oggi è giornata di trasferimento per il Catania che è in viaggio verso il ritiro di Norcia, sul mercato rossazzurro in pressing su 2 attaccanti. A Trapani test fisici per i giocatori e comincia a muoversi il Siracusa. Francesco Triolo. La partenza per il ritiro di Norcia con la squadra oggi in viaggio è il segnale che la nuova stagione del Catania è ufficialmente iniziata. Da domani i rossazzurri lavoreranno agli ordini di Mimmo Toscano in attesa che la rosa venga completata. Dopo l'ufficialità di Casasola sono attese quelle di Pieraccini e Rolfini oltre che Donnarumma, ma sono altri 2 i nomi su cui sembrano essersi concentrate le maggiori attenzioni del direttore sportivo Pastore. Quello dell'attaccante classe 92 Leonardo Mancuso del Mantova, e per lui sarebbe pronto un contratto di durata biennale con opzione, e quello di Francesco Forte, anche lui attaccante, che ha risolto il contratto con l'Ascoli. Da oggi poi via anche alla campagna abbonamenti. A Siracusa è il giorno delle prime ufficializzazioni. La prima è quella del rinnovo di Candiano, mentre sono in definizione i prolungamenti dei contratti di Limonelli e Di Grazia. Si attende nelle prossime ore anche l'ufficialità di Antonello Laneri come nuovo direttore sportivo. A Trapani tra oggi e domani sono attesi in sede vecchia nuovi ben 13 giocatori per essere sottoposti a visite mediche e test fisici, per poi trasferirsi nel ritiro di Troina, dove da giovedì e fino al 31 luglio svolgeranno la prima fase della preparazione agli ordini di Totò Aronica e del suo staff. In via di definizione anche le amichevoli. La seconda fase degli allenamenti è prevista a Valderice. Intanto la società sul mercato deve sfoltire la rosa e ancora completarla con 3 elementi, 1 per reparto. E ulteriori approfondimenti sul calcio delle squadre siciliane, quindi sul calciomercato e su questi viaggi delle squadre appunto verso i ritiri, in particolare il Catania, come avete sentito, deve raggiungere sede del ritiro. Insomma, di tutto questo si occuperà l'appuntamento del lunedì con il nostro focus speciale appunto calcio, condotto come tutte le settimane da Angelo Gagliano. Vi lascio ovviamente a lui e vi ricordo che Sicilia 24 tornerà per la prossima edizione alle 19. A tutti buon pomeriggio.